Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Splash Live del vostro Marietto Veneziano. Oggi è venerdì e quindi vi ricordo che alle 21:30 nel canale YouTube di Hildegarda ci sono le live con le sibille gratuite, quindi chi vuole andare a fare una domandina gratuita alla bravissima Hildegarda è benvenuto. Quindi ricordatevi il canale YouTube e vi ricordo anche che il Marietto invece è domani alle ore 4. Alle 16 nel canale Marietto Veneziano, si cerca Marietto Veneziano su YouTube se non si è ancora iscritti e via, si può fare una domanda gratuita dalle 4 a 4 e mezza. Poi a dipendenza delle persone, delle richieste che ci sono, ci si cerca sempre di può essere elastici. Ciao Tina, grazie di esserti unita nel diario Marietto Veneziano. Vi ricordo che quello che dirò sarà anche condiviso nel canale di YouTube Le Marietto con altre immagini. Chiaramente adesso faccio vedere queste immagini per il semplice fatto che la sto facendo live, ma dopo il sonoro sarà ripreso e condiviso anche per quelli che non possono seguire su Face o non hanno Face e usano il tubo. Vi ricordo che sul tubo ho già 1300 iscritti e se non siete ancora iscritti nel canale YouTube, che ha 950 pillole con una sessantina di pillole dedicate solamente all'istruzione dell'uso dei circuiti radionici quadranti radiostesici. Perciò chi non è ancora iscritto o vuole incominciare a conoscere questi circuiti radiostesici, che può trovare nei gruppi di Hildegarda Marietto Veneziano su Facebook oppure nel capitano.intervista.org in formato ebook, sono gratuiti, non costano niente. In futuro chiaramente li metteremo a pagamento, perché vedo che chiaramente per i nostri che ci seguono da tanto tempo sarà proprio una bazzecola, per invece quelli un pochettino gnucchi, duretti di collo, chiaramente pagheranno il prezzo pieno per il semplice fatto che non ci interessa, no? Cioè, capite, no? Cioè, una tartaruga non la si può far diventare un'aquila. Quindi non è discriminazione razziale, non è niente, solamente che a un certo punto certi personaggi che perversano nei diari così tanto per cazzeggiare, bisogna fargli capire che hanno sbagliato porta e entrata. Bene, detto questo, vi invito di nuovo. Ciao Sara, grazie di esserti unita al diario Marietto Veneziano. Vi invito di nuovo per questa sera alle 21:30 nel diario Marietto Veneziano, cioè scusate, nel canale di Hildegarda, e domani alle 4 alle 16 nel canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene, adesso parliamo un po' di quando da piccolino, parlando col capitano delle Alpine di Torino e vedendo insomma che questo qui ne sapeva di cose. Io ho avuto 5-6 anni, però quando lui mi portava fuori in astrale dal corpo riuscivo a capire che lui aveva un'immensità di conoscenza. E allora vostro Marietto a un certo punto gli domanda: ma senti, ma visto che così tante conoscenze, perché non scrivi un libro così che aiuti anche gli altri? Lui mi guardò e mi disse: guarda, è già stato scritto tutto in questo mondo, quindi è vero, perché sarà scritto tutto, ma ricordati, il più grande di tutti è Osho. Allora, io avevo 5 anni, vabbè, ero fuori in astrale, vedevo tante cose, ma quando mi disse Osho, capite, sembrava nelle mie parti c'è un dialetto che dice Osho anche occhio, no? Cioè nel senso occhio, stai attento, no? E allora il vostro Marietto, sapete, era un pochettino, vabbè, sarò stato anche in astrale, però questo qui mi dice: ma chi è sto occhio, no? Invece Osho, no? Osho, per chi non lo sa, per chi è nuovo del Marietto Veneziano, per chi è nuovo di conoscenze misteriche, è stato un indiano, un indiano che a un certo punto della sua vita era anche un professore universitario, ma a un certo punto della sua vita si è rivelato, no? Lui è sempre stato chiaramente un mistico, anche da piccolino, ma diciamo che a un certo punto della sua vita ha deciso di dare all'umanità della conoscenza. La conoscenza è importantissima, no? Chiaramente in quel periodo lì non era facile, no? Parlare, perché già c'è Anna Maria, c'è Lara, quindi non era facile. Scusate, se sentite male ditemelo, perché ieri mi sono accorto che il volume
gracchiava. Quindi non era facile in quel periodo lì, nel periodo di Osho, divulgare la conoscenza. Io a un certo punto della mia vita, verso il 2000, leggevo delle frasi a destra e a sinistra in internet, leggevo del Sai Baba, mi sono ricordato che da piccolino veniva a mettermi un po' a posto, e a un certo punto leggo un pezzo di Osho, ma non sapevo chi era Osho, e dico, ma questo qui, questa profondità, questo signore, questo che ha scritto questo testo, nei Vangeli, cioè questo qui era nettamente superiore al messaggio evangelico. E dico, ma caspita, questo qui chi è? Poi vado a cercare chi era questo che diceva queste cose qua. È vero che era un tipo che si era soprannominato Osho. E mi è venuto in mente allora il capitano degli Alpini di Torino quando mi spiegava che al di là di tutto era già stato scritto tutto. Bisogna dire una cosa, che in Italia abbiamo un signore, penso che si chiami, non sono sicuro, diciamo che lo so, si chiama Sebastiano Fusco, e diciamo che a livello magico, esoterico, con altri, abbiamo Fulvio Rendel che secondo me è uno dei top a livello mondiale, ma anche Sebastiano Fusco. Mi ricordo che il capitano degli Alpini di Torino mi diede in mano un libro che non era ancora stato stampato, l'avrebbe stampato dopo 20 anni o 30, in cui c'è la conoscenza salomonica di Sebastiano Fusco. Quindi non solo Osho, ma diciamo che Osho, secondo il capitano degli Alpini di Torino, sarebbe stato il più grande di tutte. Non è mai esistito qualcuno allo stesso livello che avrebbe dato delle informazioni magiche. Al che il vostro marietto ha comprato dei libri di Osho, si è letto qualcosa, e in effetti quando uno legge Osho si rende conto dell'altezza spirituale che aveva raggiunto e il compito che aveva avuto in questa sua vita. Vi ricordo che Osho ufficialmente è stato ucciso dai servizi segreti, avvelenato dai servizi segreti americani sotto il governo Reagan, ma chiaramente chissà cosa vuol dire l'esoterismo, sa che fondamentalmente Osho si era stancato di stare su questo pianeta e a un certo punto aveva in un certo senso detto tutto quello che si poteva dire. Cioè Osho quando parla e scrive, cioè quando uno legge quello che scrive Osho, è proprio a prova di tartarughe. Quindi lui se n'è andato a questo corpo e comunque gli Stati Uniti hanno fatto la loro parte per avvelenarlo con delle sostanze quando l'ha imprigionato per 3 giorni, no? Quindi quando il capitano degli Alpini di Torino, cioè io chiedevo al capitano degli Alpini di Torino, cioè queste conoscenze bisogna darle, lui diceva che c'era già tutto scritto e che in futuro questo Osho avrebbe dato una botta. Se voi guardate la casa editrice che ha fatto da spartiacque, da, come si suol dire, da promoter, quando ancora in Italia era un po' sconosciuto, appunto una casa editrice in cui all'interno c'è una scuola misterica, un gruppo misterico potentissimo. Quindi infatti io all'inizio dicevo fra di me, caspita, venire in Italia con la religione di Stato che abbiamo a fare da promoter a un testo così importante, a un signore così importante a livello misterico, insomma bisogna avere un pelo sullo stomaco non indifferente, no? Poi dopo, quando ho conosciuto chi era questa casa editrice e all'interno chi la guidava, ho capito che avevano un pelo sullo stomaco. Infatti il sito del capitano cioè non il sito del capitano delle Alpini di Torino, però diciamo è stato lui che mi ha dato il là per poter fare il sito del capitano, perché è dedicato a lui quel sito. È praticamente una società, perché è un sito gratuito, nel senso che non pago niente. La società dietro, che sta la prima società che si vede, è poi la società che dirige le stampe dei libri di Osho, no? Quindi anche lì ci sta dando direttamente o indirettamente una mano. Chiaro che questa finestrella temporale che si è aperta e di aiuti, ciao Franco, ciao Giulia, non è che è illimitata, no? Adesso noi abbiamo i social e quindi con pochi spiccioli, basta che abbiamo l'attacco internet, un browse, riusciamo ad attingere informazioni molto importanti.
Comunque era solo per dirvi che secondo il capitano di Torino, a parte Sebastiano Fusco, Fulvio Render, chiaramente anche Pierini, Maiorca, no? Ci sono delle cime, veramente personaggi spiritualmente alti, spiritualmente importanti in Italia. Cioè abbiamo il top dell'esoterismo a livello mondiale è in Italia, questo sì. Però Osho, secondo il capitano delle Alpine di Torino, è stato, era e sarà il più grande, no? Adesso il problema è che molti, no, quando parla del Sai Baba, no, quello era grandissimo Sai Baba, no? Però vi dovete rendere conto che Sai Baba per attirare le persone materializzava i Rolex, faceva scendere la cenere e tutte queste cose molto importanti. Personalmente mi ha fatto vedere Osho in astrale anche sui 12 anni e Osho avrebbe potuto fare esattamente le stesse cose dei Sai Baba, solo che il suo cammino avrebbe potuto fermare i servizi segreti con uno schiocco di dito, solo che il suo cammino era dare questa informazione tramite i libri, no? Osho c'era, c'è e ci sarà sempre, fin quando esisteranno i libri, gli ebook e tutto questo qua. Quindi è importantissimo, se qualcuno ha qualche libro, tenerselo sempre vicino, perché è già un segnale, no? È un segnale come l'albero sefirotico. Dico questo per il semplice fatto che, sapete, noi pensiamo che dobbiamo sempre andare a scavare dei libri. Certo, il Degarde ha fatto dei libri, degli ebook importantissimi, no? Anche il vostro Marietto ha fatto degli ebook di radionica, ma non saranno mai all'altezza spirituale di Osho, solo per dirvi, no? Ecco, questo è importante perché dobbiamo sapere che c'è stato questo essere, questa, chiamiamola anche divinità, chiamatela un po' come volete, che ha nutrito lo spirito e l'anima di migliaia di persone, in futuro sarà inarrestabile, no? E lui non doveva fare come Sai Baba, aveva un altro cammino per lo spirito e l'anima delle persone. Bene, detto questo, come si dice, questa piccola parentesi, vorrei parlare ancora, perché ho ricevuto altri da tempo, diciamo, ma altre richieste, altre informazioni, perché io ci tengo che le persone possano avere un lavoro degno per quello che sono fatte, no? Però voglio fare una postilla, no? Quando da piccolino si era un po', ciao Graziella, ciao Fiorenza, quando da piccolino si era un po' in guerra con questo gruppo Bertoldo, che però vi devo spiegare una cosa. Il vantaggio di questo gruppo Bertoldo sugli altri è che in questo gruppo c'era un cabalista, no? Che i cabalisti l'ipnosi lo usano da 6.000 anni, no? E quindi, perché se voi leggete un certo cabalista, un maestro cabalista che si chiama Crivelli, spiega che ci sono due tipologie di rabbi. C'è il rabbi santo, che praticamente sono quelli che restano sempre nella santità, e poi ci sono quei rabbi che sono meno santi, si tolgono i guanti bianchi, scendono in questo piano materiale proprio impegnativo, diciamo così, per prendere le anime, quelle anime che formano l'anima prima. È chiaro che questi rabbi, mettiamoli giù così, non sembrano rabbi santi, no? Però fondamentalmente valgono di più dei rabbi santi, perché loro hanno scelto di lasciare la santità scendere per aiutare quelle anime che si sono perse per costruire l'anima prima, e quindi devono fare le biricchinate. Beh, nel nostro gruppo c'era uno di questi, no? Che si era tolto i guanti bianchi, e allora il vantaggio del gruppo misterico di Bertoldo è che eravamo invisibili, perché praticamente quando c'erano gli incontri scattava una certa molla che ci faceva capire chi eravamo, e quando finivano gli incontri praticamente scattava quella molla e diventavamo persone semplicissime, no? Quindi nessuno poteva mai immaginare che quel gruppo misterico, quel gruppo insomma di, tra virgolette, paramilitari, che chiaramente sono racconti di fantasia, no? Lo sapete. Era così, no? Infatti c'erano, appunto, come vi ho spiegato, persone che facevano le pulizie, lavori semplicissimi,
ma quando si attivava quel meccanismo automaticamente riprendevano in possesso tutte le loro conoscenze, poteri e quant'altro, no? Ma ritorniamo al discorso del lavoro, e devo dire però che è collegato sempre a questo discorso di questo gruppo, perché a un certo punto succedeva spesso che noi eravamo io ero piccolino, seguivo, perché io avevo il compito poi di dare gli ebook, no? Gli ebook alle persone in futuro, quindi io stavo lì e guardavo le scene col mio lecca, perché sapete che ero piccolino. Però io a un certo punto io vedevo che molte volte questo gruppo era troppo forte in confronto agli altri, no? Eppure quando c'era da dargli il colpo del KO si ritiravano sempre indietro. Cioè praticamente non volevano prendere il posto del direttore Caio, del direttore P, capite? Cioè praticamente questi, addirittura ricordo che a 14 anni sono dovuto andare io a spiegare con i disegnini cosa dovevano fare perché stavano perdendo troppo. Quindi perché vi dico questo? Perché molte volte, come ho spiegato ieri, si vede persone che non hanno qualità e hanno delle cariche importanti, prestigiose, no? Si dice, ma come caspita è possibile che quello lì non sa neanche allacciarsi le scarpe, è modo di dire chiaramente, ed è il mio responsabile, oppure è il responsabile, fa tutte le cattiverie di questo mondo, e via dicendo. Beh, prima di tutto è il karma. E poi molto probabilmente nessuno vorrebbe prendere il suo posto se realmente sapesse dove vanno a finire queste persone. Il problema del 90% delle persone che mi contattano, dico sì, però io vorrei una giustizia più veloce. Allora, è chiaro che noi ragioniamo nell'arco di 30, 40, 50 anni. Secondo me dovremmo ragionare nell'arco di 90 anni, no? Però è un battito di ciglia per tutta la nostra vita, no? Quando noi riusciamo a capire che certi posti, buongiorno Fiorenza, buongiorno Katia, sono delle mele avvelenate, se noi avessimo gli occhi spirituali di capire cosa comporta prendere certi posti di lavoro, vi staremmo lontano. Io ho capito verso i 29 anni cosa voleva dire raggiungere certi posti di lavoro, quando ho visto con i miei occhi dove erano finiti quelli che magari erano stati sindaco. Mi ricordo che c'era un sindaco che con le sue mazzette, quando è morto, ha lasciato 84, faccio la traduzione, 84 milioni di euro. Non aveva figli, li ha lasciati agli 11 nipoti. Questo aveva mangiato più che si poteva, no? Chiunque sapeva la sua storia diceva: questo è nato baciato dalla fortuna. Cosa è successo? Verso i 28 anni torno, cerco mio padre, che praticamente non ho mai visto chi era, non ho mai conosciuto, diciamolo così, e un giorno ci metto quasi una settimana, cioè un giorno a trovarlo, ma una settimana di viaggio per andarlo a cercare. Lo vado a trovare, gli chiedo certe cose e lui dice: ma guarda, ti stai sognando tutto, sono tutte favole. E sono tutte favole veramente. Ma cosa è successo? Quella notte questo signore anziano, che era mio papà, avrà avuto 80 anni, mi sveglia, ero in casa sua a dormire, mi sveglia e mi dice: ti porto in un posto. Ed era con mia mamma. Devo dire che loro hanno sempre avuto una vita reale a livello di, come si dice, indigenza, no? Sebbene era ricchissimo. Non hanno mai voluto niente, no? Tutto quello che avevano in un certo senso lo devolvevano a gente cadute dell'arma, delle benemerite, insomma magari a persone che erano morte. Certo non gli andavano a dare di mano, ma facevano in modo che gli arrivassero, no? Beh, quella notte il vostro Marietto se l'è fatta sotto, perché in astrale siamo andati in un posto dove c'erano tutti questi nemici che da giovani, quando io ero giovane, quando io ero piccolino, lo avevano attaccato in un modo o in un altro. Queste persone erano in una grotta in astrale, sottoterra. Io sentivo degli zoccoli, no? Corre, gente che gridava della paura, no? Ed erano loro che scappavano da un posto all'altro in una grotta fetici, no? Gente che aveva fatto dei patti con i Lim, ad esempio, che quando era in questa vita era responsabile personale di multinazionali. Gente appunto che erano diventati
sindaci, dopo essere stati capitani d'esercito, aver tradito l'esercito italiano, aver tradito tutti gli alpini ed essere passato da parte della CIA, che pensavano di fare i più furbi del quartierino e poi chiaramente alla fine si sono ritrovati nel basso astrale lì. Io in quel momento che ero in questo posto qui, mio padre e mia madre erano tutti luminosi, no? Erano proprio luminosi e loro avevano terrore di questa luce e continuavano a scappare in preda al panico, al terrore più assurdo. Beh, chiaramente mi facevano pena, ma mio padre e mia madre, no, che erano anziani, mi hanno detto: guarda che queste persone sono cattivissime. Adesso io la taglio corta, ma avevano ragione loro. Morale della favola, io pensavo che sarei rimasto lì anch'io con loro, con questi qua. Quando sono usciti mi hanno fatto capire che la mia unica fortuna, che io non sarei mai andato lì, è che nel mio sangue c'era il DNA di mio padre e di mia madre. Ma perché vi dico questo? Perché queste persone qua hanno ottenuto il loro posto di lavoro fin quando sono sopravvissute, cioè nel senso fin quando sono andate in pensione. Poi dopo, adagio adagio, si sono spente. Quindi quando vedete questi personaggi, no, che magari conoscete sul posto di lavoro, che sembra che gli vada sempre bene, io vi assicuro che ho visto gente, e vi assicuro che questo è un racconto di fantasia, che quando lascia questo piano materiale avrà una brutta sorpresa, perché si troverà in un piano e là c'è anche, voi non ci crederete, c'è anche uno che era un monsignore, che è giù in un posto che voi non potete neanche immaginare. Non esiste un aggettivo per quantificare il dolore che trovano queste persone, no? Eppure qui dava la comunione e la cresima ai bambinetti, no? Quindi quando voi vedete queste persone, no, che sembrano che gli vada sempre bene, è vero questo, in questo momento gli va bene, ma 90 anni è niente in confronto a quello che può capitare dopo in questi posti qua. Io l'ho visto verso 29 anni questo posto qua e vi assicuro che il marietto gli si è gelato tutto quello che si poteva gelare. Poi è chiaro, uno ci può credere o no, questo è un racconto di fantasia, però il discorso è che quando voi vedete questi personaggi che sembra che gli vada sempre bene, dovete sempre tenere presente che nessuno vorrebbe prendere il loro posto. Io conosco gente che guadagna 60.000 euro al giorno in estate, che non sa cosa gli succederà dopo e nessuno gli può spiegarglielo, perché ormai è il suo cammino, lui vive di materialità. Quindi, cari amici, per chi in questo momento si trova in difficoltà, come diceva il mio pastore, ringraziamo che non va di peggio, sappiamo che possiamo fare dei riti propiziatori per dare una mano, ma non certamente per portare via il posto a gente che un giorno andrà in quei posti lì. Non voglio rincuorare, ma questo è quanto, cioè questa è la realtà. Io ho visto gente che a 65 anni, dopo essere stato direttore personale di alcuni multinazionali, li hanno mandati al Polo Nord perché non servivano più, ma al Polo Nord c'è giù quel posto in queste grotte che ho visto a piccolino in astrale. È una cosa terribile, nessuno vorrebbe stare lì. Eppure nella vita hanno fatto tutte le marachelle che potevano alle altre persone più deboli. Quindi il mio consiglio è attivare i circuiti del marietto veneziano per tagliare questi legami perniciosi, questi legami che magari ci limitano, no? Anche con le amicizie, perché magari un'amicizia noi pensiamo che sia santa, invece in verità ci porta solo delle noie, no? Attivare tutti i circuiti, avere chiaramente il sigillo che aiuta le forze planetarie che ci sono state un po' magari ostili quando siamo nati, e poi il ciondolino che rappresenta l'albero sefirotico, che è una cosa che lì odiano a prescindere, e poi chiaramente un rito propiziatorio che lo potete fare gratuitamente nel sito del capitano.altervista.org. Ciao Patrizia. Bene, questo, cari amici, è solo per non rincuorare nessuno, ma per far capire che molte volte magari uno in PVT o nel canale Marietto dice: io vorrei una giustizia più veloce, no? E chi è che non la vorrebbe? Però i tempi sono questi e quindi tutti devono avere almeno un tempo per poter rifletterci, no? Questi hanno deciso con questo karma di scegliere questa strada per poter elevarsi, cioè andare nel basso astrale e prendere legnate la mattina e sera.
però è quanto. Quindi ricordatevi che il vostro marietto ha visto un sindaco, un signore e un lim, cioè un servo dei lim, che erano in questi posti tremendi e si picchiavano fra di loro. Quando sono giù poi sono delle bestie fra di loro, cioè il loro stato animico bestiale si ammazzano fra di loro. Poi l'ultima cosa, proprio per aggiungere, perché tanto so che questa andrà anche nella pillola del YouTube, no? Io ho già spiegato una volta perché a una persona gli si dice, come si suol dire, cornuto, no? Perché c'è questo detto cornuto, magari lo spiego domani in un'altra live molto veloce, però quello che vi voglio dire, che sembra strano, ma l'animale più forte delle foreste è il cervo. Il cervo è l'animale più docile perché è un erbivoro, ma è l'animale anche più forte, nel senso che quello che voglio dire è che ci sono alcune persone che se anche sono docili non vuol dire che siano fortissimi. E l'animale più aggressivo di questo mondo è il cobra e l'orso polare bianco. Ma, attenzione, uno degli animali vicino alla loro aggressività è la formica. Quindi bisogna sempre stare attenti, no, alle raffigurazioni degli animali. Quindi noi dobbiamo sempre cercare di essere come dei cervi, docili ma fortissimi. Ecco, questo è un discorso che poi mi allaccerò domani a quando parlerò dei, come si suol dire, dei cornuti, da cosa nasce questo detto dei cornuti e per quale motivo è. No? Quindi quando voi vedete un stemma con su un cervo, molto probabilmente è qualcosa che va nella vostra direzione ad aiutarvi. Poi questa era la dritta che mi ha detto il capitano di Alpini e Piccolino e che vorrei approfondire con voi. Bene cari amici, grazie per essere stati con me e alla prossima, ciao!